Grazie a tutti. Mentre mi preparano le slide, vi confermo che ieri c'è stata un'assemblea elettorale presso l'Ordine dei Medici e Chirurghi Odontoiatri di Venezia e sono stati eletti dalla nuova composizione del Consiglio il vicepresidente, il dottor Cristiano Samueli, medico di famiglia Venezia Estuario. Il dottor Paolo Sarasin è stato confermato nel ruolo di segretario e il dottor Gabriele Grivellendi è stato confermato nel ruolo di tesoriere. Il sottoscritto è stato confermato nel ruolo di presidente, lo sarò ancora per i prossimi 4 anni. Saluto la direzione della ASTA 3 Serenissima nella persona del dottor Giovanni Carretta e del dottor Zuin, che ringrazio molto della loro presenza. Ringrazio tutti quanti gli intervenuti qui oggi. L'anno scorso sono partito da Ippocrate per quanto riguarda l'evoluzione del medico, quest'anno partiamo un po' più da vicino perché come situazione. È un tema sempre affascinante, centrato poi su quello che è l'attualità, ovviamente, del tema di oggi. Cerco di restare assolutamente nei tempi perché il programma è estremamente fitto. Forse qualcuno di voi ha studiato su questo libro, io l'ho fatto un po' di anni fa. Quando si parla del medico, in realtà ci sono tanti medici. I medici sono molto differenti come indirizzo, hanno delle problematiche anche differenti per quanto riguarda ovviamente i requisiti che ognuno deve avere per vivere una vita professionale adeguata nei confronti dei pazienti. Tra tutti questi volevo, diciamo, cogliere queste parti che parlano di adattamento, spirito di sacrificio, relazioni umane, che sono probabilmente una base comune per quanto riguarda quello che è la professione medica tout court. Ognuno ha le sue particolarità. Questo lo volevo dirvi perché molte volte sento parlare del medico in generale. In realtà la differenza c'è e come, e la situazione attuale l'ha marcata ancora più in maniera impressionante. Perché ovviamente dopo ci sono le carenze in determinati ambiti e dall'altra parte i desideri di altri che dopo si esprimono in quello che sono le domande di specializzazione, le frequenze e tante altre cose che vedremo durante questo piccolo passaggio. Vorrei tornare indietro un attimo nel tempo, in una rivista che forse qualcuno ricorderà, diciamo che era Tempo Medico, che era un periodico illustrato poi da Crepax, un disegnatore che è stato famoso nel mondo con Valentina e con tanti personaggi, che però si dedicava anche a questo tipo di illustrazione e ha avuto una collaborazione molto, molto proficua, molto lunga, per decenni. Quando si parla anche di comunicazione, interazione, qui c'era già tutto quanto riassunto in quelle che sono delle esemplificazioni di quelli che sono i casi clinici attraverso il circuito interno o le clinico-medie. Qui vedete il tratto del disegno, per chi ha letto Linus lo riconoscete benissimo, quello di Crepax, che poi si è evoluto in tante situazioni, con dei casi che appassionavano, diciamo, il lettore, che era un professionista poi alla fine, o uno studente, comunque un medico, in quello che era una trasformazione di un caso clinico in una detective story. Perché dico questo? Perché alla base della professione medica c'è la passione per i casi difficili, c'è la passione per curare le cose più problematiche, c'è la discussione e l'incontro, c'è la trasmissione tra i maestri e gli allievi. Questo tipo di ambientazione che, pensate, anni 60, 70, insomma, partiva già da una situazione di telecamera a circuito chiuso, adesso siamo tutti quanti in videoconferenza, ma quella volta lì era una cosa praticamente incredibile discutere questo, in cui il primario e il primo aiuto discutevano tra di loro e la platea erano i medici più giovani, gli utili assistenti, gli studenti.
che bisogna appassionare il lettore per arrivare alla conclusione. Ti davano anche tutti quanti i passaggetti, poi se indovinavi la prima eri veramente bravo, la seconda eri sicuramente forte, poi la terza, insomma alla fine qualcuno doveva riuscirci, poi c'era la soluzione capovolta. E questa è una situazione che è andata avanti per anni. Ed è esemplificativo, diciamo, di quello che potrebbe essere una situazione ideale, cioè il confronto tra medici, che esiste anche molte volte come supporto in quelle che sono le medicine dei territori, medicine integrate, in cui i medici nuovi, quelli che a volte anche incontro, che vengono a frequentare anche da noi in reparto per un periodo, sono a confronto anche con i medici diciamo più anziani, sono tutti quanti molto svegli, molto smart, molto veloci. Si trovano meglio se sono integrati in un gruppo che gli può dare una mano per un sacco di situazioni. È difficile che uno si trovi ormai a vivere da solo la realtà del medico del territorio. E alla fine sono situazioni che poi si ritrovano nel tempo attualizzate. Per i più acuti, qual è la caratteristica di queste vignette? Che tutti fumano, i medici fumano in tutte le vignette, fumava forse anche Crepax, sono situazioni del tempo, non era molto educativo da questo punto di vista qui, però è così. E così nell'evoluzione poi che c'è stata attualmente per quanto riguarda tutti quanti questi passaggi che hanno dato, diciamo, una trasformazione di quello che era, quello che si vedeva esemplificato in quelle slide, in quella che era la discussione sui sintomi e segni tra pari, tra colleghi, tra maestri, sul caso clinico per quanto riguarda il paziente. Perché alla fine la molla, diciamo, che spinge la gente a prendere la strada della medicina, sto letto tutti questi anni, è la passione per determinate situazioni, per l'anatomia, per il corpo umano, ma soprattutto per cui la gente, il caso difficile, ti stimola, ti fa crescere, ti fa evolvere, ti appassiona. Ci sono quelle persone che nella vita, per fortuna, sono poi i capiscuola, con tutti quanti il loro corteo degli studenti, a cui ci si rivolge per risolvere i casi difficili. Sono le persone che vengono considerate molto poco all'atto pratico, perché se no non saremmo nella situazione in cui siamo adesso. E allora com'è cambiata la professione del medico? Questo era il titolo alla fine che mi ha dato Gabriele per oggi. È cambiata che alla fine si è spostata da quella che era una discussione che si vedeva nelle vignette molte volte a un'interazione molte volte tecnologica. Sicuramente tanti tempi si sono accorciati. Il tempo medio passato davanti al computer è superiore molte volte al 50-60%. Tantissime cose si risolvono, diciamo, in questa maniera. E forse il paziente non sa tutta quanta la dietrologia che c'è nel lavoro, sia in territorio sia in ospedale, per quanto riguarda i tipi di relazioni, perché a un certo punto bisogna fare andare avanti le cose. E per far andare avanti le cose molte volte servono anche tante telefonate, interazioni, perché di automatico c'è ben poco. Ci sono certi automatismi, sì, però i pazienti vanno avanti anche e soprattutto per tante relazioni umane che ci sono tra colleghi. Non c'è niente da fare, non c'è niente soluzioni. E chiaramente quando noi abbiamo una situazione di questo tipo, con anche l'interazione allargata tra tutti quanti i professionisti del settore, la tecnologia deve essere assolutamente al passo coi tempi, cioè i passaggi elettronici, i server, i dati, i programmi devono essere aggiornati sistematicamente perché devono essere il più friendly possibile. Perdere tempo davanti al computer è una cosa deleteria per un sacco di ragioni, quindi molte volte c'è il bisogno di avere un supporto tecnologico adeguato a quello che è l'aumento della massa di informazioni che gira sistematicamente attraverso i nostri computer. Le nuove generazioni sono molto in gamba, i ragazzi sono velocissimi da questo punto di vista, però ovviamente alla base c'è anche un supporto tecnologico che deve essere alla pari con quello che sono le necessità. Perché dico questo? Perché è vero che i tempi sono accorciati. Una ricostruzione TAC o RNM
è molto più veloce solo di qualche anno fa. La tecnologia arriverà, si spera, sempre più in ogni posto per quanto riguarda non solo l'ospedale ma anche sul territorio. Per me è impossibile immaginare ancora la trasmissione su carta di certi dati, eppure succede come, perché non c'è un'interazione completa, ma io se devo sapere qualcosa su un paziente che non conosco, che non vedo, cerco subito di capire qualcosa, se ho una traccia nella storia da qualche parte, su Talete o qualche altro programma a disposizione dell'ASL dove lavoro per quanto riguarda la storia, uno che non ho mai visto. E se trovo qualcuno che invece ho visto e conosco, so già tutto. Se devo solo aggiungere un tassello. Ora, tutta questa cosa qua si spera che sia replicata poi nel tempo, perché l'evoluzione alla fine è questa qui, perché se deve avere più prestazioni, essere più performante, deve essere anche più supportato da un altro punto di vista. E purtroppo la richiesta di salute, come è stato detto anzitempo, è una roba sistematicamente in aumento per ragioni, sapete, come di età e di classe sociale, quelle che ricadono anche sul sistema sanitario nazionale nostro e quant'altro. Lo stesso paziente, diciamo, è diventato più culturato, più affamato, diciamo, gli esami, d'accordo? Ma gli esami non è che curano la vita, certo contribuiscono e come, va bene, però il problema è che devono essere coordinati da una mente, c'è qualcuno che ha studiato per il coordinamento, lo studio per risolvere le problematiche piccole o grandi che siano. E quello che è l'evoluzione anche del medico e anche la possibilità soprattutto di poter avere i mezzi a disposizione e la gratificazione per magna, visti gli stipendi che ci sono poi la guarigione e la soluzione dei problemi per il suo paziente. Quindi la tecnologia è sicuramente un supporto, però non è assolutamente disgiunta da quello che è un lavoro di squadra, questo che è riassunto in questa slide. E alla fine la base, diciamo, di quella che è la professione resta sempre la stessa. Un gruppo di persone che ha sviluppato nella sua vita, nel corso di studio, una particolare sensibilità verso la sofferenza degli altri. Cito due cose per i medici del territorio su quello che è stato un intervento di Silvestro Scotti, che è il segretario del grosso sindacato dei medici in medicina generale, una persona che conosco personalmente da molti anni e che stimo moltissimo, per quanto riguarda l'evoluzione del medico di territorio 2.0. Cioè, alla fine, le sue idee e la tecnologia anche portata nell'ambulatorio del medico che potrà dare una soluzione a quelli che sono i bisogni dei pazienti. E i giovani medici che iniziano la professione freschi di studi di una qualità sicuramente superiore a quella che abbiamo fatto noi stessi qui, quelli che hanno qualche annetto di professione, con una potenzialità culturale mostruosa, con la tecnologia vogliono anche fare i medici anche loro, quindi devono avere un supporto adeguato anche per poter fare quello che è la loro, diciamo, professione. Il problema dell'evoluzione del medico, anche Scotti la immagina, lui che parla chiaramente a livello nazionale, è quella dell'integrazione nei servizi territoriali. Curando però quelle che sono le caratteristiche, diciamo, tipiche, che è quella anche dell'assistenza a domicilio, cioè anche della possibilità di avere per tanti soggetti fragili il tempo, la possibilità materiale anche di poter avere la continuazione di quello che è il rapporto umano tout court, del medico che molte volte visita il paziente semplicemente armato di quelle cose che si può portare, diciamo, a casa e deve comunque tornare ai segni, ai sintomi, alla storia, a quello che è l'ambiente sociale, l'evoluzione, per provare a risolvere i suoi problemi. Un medico che evolve, un medico che cambia, una professione che cambia al femminile, questi sono gli ultimi dati, diciamo, hanno recuperato un po' i maschi negli ultimi mesi, nelle ultime tornate, gli ultimi li abbiamo iscritti ieri, praticamente ieri sera, abbiamo fatto un blitz per sistemare le ultime iscrizioni,
Ma come vedete la professione, noi continuiamo a parlare di medico, però insomma è una professione che vira clamorosamente al femminile con tutte quante le problematiche, ma anche probabilmente anche i vantaggi che ci sono in termini anche di tipo di assistenza, ma anche di supporto alle nostre dottoresse, a quelle che ci cureranno nei prossimi tempi. Questo è un gruppo che mi ha molto colpito, che si chiama Women in Surgery, e sono delle donne chirurgo. Le donne sono ormai la maggioranza nei vari ospedali, ma anche sul territorio in tante situazioni. Li vediamo quando facciamo la giornata del medico, quando facciamo il giuramento dei nuovi iscritti, e un po' alla volta hanno sviluppato e applicato nelle anche a branche più tecnologiche una sicura leadership, diciamo. La dottoressa Gaia Spolverato è stata recentemente promossa a Padova, direttrice della clinica chirurgica terza, una chirurga generale con esperienza di robotica, e succede a un professore come Salvatore Pucciari con cui sono cresciuto, conosco da una vita, è un cambio dei tempi, eppure è bravissima e gli altri l'hanno eletti a Padova, che no? Giovanni ha una situazione anche molto, molto, molto particolare da questo punto di vista, ma è un riconoscimento, diciamo, di quello che è un segno del tempo che c'è ovunque. Però devi dargli naturalmente il supporto anche per tutte quante le altre situazioni. E un supporto anche per una classe intermedia di medici che vorrei richiamare brevemente mentre arrivo alla conclusione, che sono i medici di urgenza, emergenza e pronto soccorso. Quelli che, secondo quello che diceva Gabriele Gasparini, devono essere anche sgravati da quelli che sono i carichi e le problematiche per quanto riguarda i codici bianchi e quant'altro, perché devono concentrarsi su altri tipi di cose. Se hanno scelto l'urgenza dell'emergenza, devono fare l'urgenza dell'emergenza. Mi sembrerebbe così semplice, no? Ma poi sappiamo che non è così, per una somma di cose che è impossibile, diciamo, semplicemente citare oggi, ma le conosciamo tutte. Beh, questa è la problematica dell'ultimo bando per quanto riguarda la medicina d'urgenza dell'azienda Zero, uscito pochi giorni fa. 97 posti a bando e, come vedete, 5 specialisti e 19 specializzandi hanno risposto. Speriamo almeno che questi qua prendano piede, perché c'è un'altra evoluzione della situazione del medico, il medico libero professionista, ma non libero professionista tout court, che quello c'è sempre stato. Libero professionista di ritorno che lavora però a fianco dei, diciamo, medici in ospedale. Questo sono il gap per quanto riguarda la trasformazione tra i posti disponibili per la medicina generale, che vedete che ha bisogno assolutamente di un ricambio da questo punto di vista, e questo, e sono dati sempre di cui ringrazio la Regione Veneto che ci ha invitato a fine luglio a un incontro su quello che è l'andamento dal punto di vista della gestione delle risorse umane, del personale di tutta quanta la Regione, delle dimissioni inattese. Quest'altro fenomeno, diciamo, che ha preoccupato molto il dottor Costa, che ha fatto relazione da questo punto di vista, perché i medici che lasciano anzitempo, diciamo, la professione ospedaliera e scelgono altri tipi di attività. Cioè il supporto alla fine di quelli che sono i cardini di base, diciamo, perché questo di cui sto parlando, certi tipi di medici che lavorano in ospedale e si occupano in generale di casi più difficili, la problematica dei medici del territorio che hanno questo tipo di assistenza col carico dei pazienti, i medici del pronto soccorso come situazione intermedia di un altro tipo di particolare situazione professionale, si scontra contro anche le dimissioni inattese, che sono l'abbandono di certi incarichi per avere gli incarichi in elezione un po' più semplici, con sabato e domenica libero, di notte si dorme, perché partire con l'idea di dire faccio un mestiere per cui mi possono chiamare di notte e lavoro di domeniche e festivi, cioè bisogna anche avere probabilmente forse degli ideali, a volte dico anche una patologia interna, che tipo di dedizione, perché è
una pressione psicologica e fisica importante. Di questi tempi, e torniamo alla tabella originaria di quello che serve per fare il medico nelle varie branche con i tassi di difficoltà, c'è una grande carenza. E la analizzeremo in futuro per quanto riguarda. Questa è la percentuale delle dimissioni inattese sul generale per azienda e vedete che sono numeri importanti. E queste sono le novità quando si parla dell'evoluzione della professione medica. Non è incoraggiante questo tipo, però è la realtà. È inutile che ci possiamo girare attorno. E credo che sia questa l'ultima slide. Io oggi sono convinto che mi verranno tolti molti dubbi e molte problematiche e uscirò fuori molto incoraggiato da questo tipo di evento. Perché io il problema l'ho incontrato ancora un po' di anni fa e ho dovuto fare questa è una slide, una relazione di 3-4 anni fa che ho fatto, in cui si analizzavano le carte che arrivavano dall'Europa per quanto riguarda questo tipo di problematica. E Camice Mattoni la ricalca, diciamo, perfettamente. La ricalca perfettamente perché, diciamo, in questa slide forse è cambiato, forse no, vediamo come sarà la situazione. Vedete come saranno popolate, diciamo, saranno popolate con questo tipo di personale e soprattutto con questa piccola postilla, diciamo, che alla fine è tutto quanto a costo zero perché si sposta semplicemente l'attività da una parte all'altra. Benissimo, va bene. Se la situazione attualmente è capiente per fare questo tipo di attività, io sono il primo a essere contento. Però, vi assicuro, ho una certa preoccupazione. Probabilmente il Veneto avrà una risposta sicuramente adeguata e il dottor Gasparini ci ha fatto vedere già degli esempi effettivi di quello che può essere come situazione. Però vi assicuro, nell'ambito di quella che è l'applicazione in Italia di questo tipo di problematica, io credo che ci saranno delle grosse problematiche, spero che saranno superate, anche perché, e parlo anche, ringrazio la presenza degli infermieri, qualche mese fa siamo andati come ogni anno, diciamo, a quella che è la presentazione del numero di posti dei diplomi per quanto riguarda i corsi di laurea della Regione Veneto nell'Università di Padova e Verona. C'è una carenza di medici in certi ambiti, c'è una gravissima carenza anche di infermieri. Non sono stati aumentati i posti anche per quanto riguarda gli infermieri, per quanto riguarda i corsi triennali di diploma. Però è una tipologia di professionisti che è fondamentale soprattutto in questo tipo di evoluzione. Grazie per la vostra attenzione.